Bella raga, sono il commendatore veneziano, siamo a Silverstone dopo le qualifiche disastrose andiamo in gara, pazzesco a Silverstone, no pioggia, tutte le gare pioggia in questo periodo, ma a Silverstone che di solito piove sempre, stavolta no. Partiamo con la strategia di base, poi vediamo di cambiarla in corsa, l'obiettivo è arrivare almeno decimi, ma la vedo molto molto dura, andiamo. Dobbiamo stare attenti, già la partenza è impossibile a Silverstone. Vai, arriviamo dal ritiro scandaloso in Austria, abbiamo sbagliato tutto noi. Che succede? Ma sta scherzando? Mamma mia che casino. E subito a partenza The Crazy. Subito a partenza pazza. Arriva un buon sorpasso. Yes. Yes, 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 yes. 11esimi, siamo anche fortunati. Voglio fare il miracolo a Silverstone. Lo pretendo. Adesso. Lo pretendo sinceramente. Non è prevista pioggia, però sappiamo che anche il meteo può sbagliare. Vedi Austria. Prime azioni concitate di gara. Mamma mia, c'è la mano a Overline e Arianto stanno veramente guidando da Dio, eh. No, non posso sorpassare qua, se no rischio l'incidente. Vogliamo un cume corretto sempre adesso. Anche qua è difficile. Infatti per non superare vado fuori. Quanto sto perdendo dalla Manor. Ecco, perdo la posizione anche da Palmer, da Joylon, dal piccolo Joylon. Raikkonen 13esimo, disastro comendiano in questa gara, la odio. Brutto errore qua del Cume. Non ci siamo raga, non ci siamo. Siamo 14esimi relegati in una gara che odio. Quattordicesimi purtroppo ragazzi. Qua ci sono stati danni comunque. Il Cume a caccia, vediamo se riesco a riprendere le posizioni. Che non so dove sorpassare qua ragazzi. Proprio Silverstone mi sta sul cazzo. La cosa è abbastanza ufficiale. Abbiamo Carlos Sainz. E arriva il sorpasso. Ok. È arrivato il sorpasso. Devo stare un po' con la miscela obesa. Con la miscela grassottella. Qua solo una gara super super pazza che mi può dare qualche punto irridato. Solo quello. L'unica cosa positiva è che si stanno un po' danneggiando tra di loro. Voglio la chiamata della Ferrari però. Voglio la chiamata della Ferrari, cazzo. Me la merito con le 2 vittorie. Dai, buttatevi fuori. C'è casino comunque, c'è casino che non sono preciso a Silverstone. Proprio non sono preciso. Il Cume si butta, almeno uno devo superarlo. E superiamo proprio Kimi. Molto bene, come very compliment, come very compliment. Giro record di veneziano, veramente ho sfruttato le scie, probabilmente non lo so, ma... Un giro record molto strano. In verità non stiamo guidando male, però abbiamo già un abisso dagli altri. Ok. Gutierrez rallenta il porco. È che ci stiamo ambientando, però questa è una cosa che mi piace. Vai piccolo Cume. Ocio. Dai Comendino, dai Comendino, dai Comendino. Impossibile superare qua. Però siamo in zona DRS.
Stiamo guidando, gli altri sono in battaglia, per quello il fastest lap, sono tutti in battaglia gli altri. È pazzesca, gara incredibile. Qua c'è no! Mamma mia. E qua devo prendermela. E me la prendo, signori. Quanti sorpassi per Veneziano. Dai ragazzi, che siamo vicini, c'è una bagarre impressionante davanti, C'è una bagarre impressionante, qua potevo fare meglio. Il distacco dalla vettura che ti precede è 0,6 secondi. Mi fa piacere. Dai che non stiamo guidando male col punto di riferimento degli altri. Giro record di Gigi. Record di Gigi, ma il Cume fa un sorpasso meraviglioso. Grandissimo il Cume su Ricciardo. Signori, il Cume che sta facendo a Silverstone. Il distacco dal pilota davanti è di meno di un secondo. Tenta l'attacco con il DRS. Dai capolavoro. No, Cume, no. Qua ho perso le gomme proprio. Adesso ho fatto una brutta usura alle gomme. Porca troia. Come si lotta, raga, come si lotta. Adesso tra poco c'è anche la finestra del pit stop. Devo andare di grassa. Là, come mi ha sorpassato Ricciardo. Provo a riprendermelo. Mamma mia, che lotta, signori. Lotta di una purezza quasi disarmante, signori. Tanto Raikkonen lotta con Ricciardo e questo mi fa bene perché me ne posso andare. Adesso le posizioni sono un po' più definite, chiaramente, dopo i primi giri. Però il mio passo non è male, non ho un passo proprio schifosissimo, ho un passo da zona punti. Raikkonen però, vedi. Questo è il problema. Raikkonen tiene anche l'interno, Madonna, il Cume l'esterno. Poesia questa, poesia. Anche se lo prenderla così questa. Ma ancora teniamo. E si tiene. La finestra del pit stop è aperta. Devo andare per non fare incidenti. Cosa mi tocca fare? Non posso permettermi il ritiro. Vado di box subito comunque. Io vado di box subito perché le gomme non mi tengono più. Vada Raikkonen! Ma cazzo, ma... no però stavolta non è colpa mia. Ma dai. Incredibile. Incredibile quello che è successo. Cioè, pazzesco. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera gialla. Alcune informazioni su Gutierrez, è di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato ciao. Incredibile quello che è successo, però non può essere colpa mia. Mamma mia, ho problemi. Ho problemi a tenere la la lettone. No, non mi interessa. Bravo Cume. Le mie gomme sono finite. Ok. Pazzesco però, cioè io ve l'ho fatto anche vedere, Raikkonen era già dietro di me. Mi sono salvato per miracolo. È un momento di pazzia proprio, Dai, veloci. Yes! Bravi. Adesso comincerà una gara difficile.
Siamo 14esimi. Sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Guarda come mi porta fuori dai box, non ci credo però. Ok, stai risparmiando carburante. Puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Non riesco a prendere Perez. Lo sapevamo che sta gara era così, raga. Silverstone la odio come gara, una gara proprio che non ho mai fatto niente di buono, purtroppo, nella mia carriera. Molto meglio in MotoGP. Niente da fare comunque. Non ho proprio il passo per dar fastidio alla CPU. Non c'è il passo, signori, non c'è il passo. Occhio. Solo una safety car nel momento giusto può darmi qualcosa, ma la vedo molto dura. Vediamo se riesco a prendere almeno Perez. Ma sarà una gara veramente complicata. La zona punti ormai la vedo col binocolo. Almeno 13esimo per salvare, mamma mia. Per guardare la mappa. Soliti errori come indiani. Almeno una posto. 14esimo siamo. Total disaster. Qualcuno alle medie, per carità. Forse qualcuno deve... non lo so se qualcuno deve ancora andare. Però per noi... Ragazzi, andiamo ai box. Gara veramente piatta questa, Dopo tantissime belle gare arriva il piattume, perché chiaramente Silverstone è così. La odio anche per questo sta gara. Io penso che meglio di al massimo 14esimi possiamo arrivare, io ve lo dico. Purtroppo è così. E veloci. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Che bello. Siamo 17esimi, Silverstone è così, ragazzi, mancano 10 giri alla fine. La linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Supera anche Magnussen. Cerchiamo di superarlo subito Magnussen, però grazie. Devo avere le gomme prese male teoricamente. Kevin non è Magnussen, il piccolo Kevin. No, vado larghissimo. Però si vede che ha le gomme veramente andate. Cioè io le medie, lui le soft, sto... Nasr fuori. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. No, mamma mia. L'ho rischiata ma è andata bene. Ora l'alettone è un po' andato, ma quello è un incidente insomma precedente. Nasr fuori intanto. Se non arriva la safety car sarebbe utilissima la safety car adesso, madonna, ma è chiunque più veloce di me a Silverstone, cioè. Mamma mia, che tristezza di gara, oh. Proprio una gara triste, sì. No, come, sta buono. Perdo anche tempo più che altro così. Recupero qualche posizione ma l'ho perso su Magnussen. Infatti ero 14esimo. Ancora bandiere gialle ma non arriva la safety car, è pazzesco. L'hanno tolta adesso. Dove è stata utile la safety car. Una safety. Distacco dall'auto dietro. 7,3 secondi. No, almeno 14esimo, cazzo. Almeno 14esimo.
l'ideale sarebbe 13esimo. Così almeno vado in obiettivo scuderia. Però cazzo, almeno la mia ex squadra la voglio superare. Troppo Silverstone, siamo delle merde atomiche. Odio questa gara, madonna, non posso levarla dal calendario che sia storica, mi sta sui coglioni, oh. In tutti Formula 1 dal 1996, primo gioco su PlayStation 1 che ho giocato, dai, madonna, che schifo. Adesso vai box. Sapevo che aveva le gomme distrutte. Ci devo senza macchine davanti, riesco a stare un po' tranquillo. Distacco dall'auto davanti. Mamma mia, giro lentissimo, mamma mia. Mamma che male Kuma. Un Kuma in una crisi di identità. Dopo il brutto ritiro in Austria, secondo stagionale. Le 2 vittorie sono un ricordo adesso, Dobbiamo ritornare competitivi. È vero che la Lettone è un po' così, quindi anche quello mi sta dando un po' fastidio, chiaramente. Mancano 8 giri. Neanche 13esimo. Neanche 13esimo, ragazzi. Mamma mia. Che disastro qui a Silverstone. Tappa inglese sempre indigesta il Kuma. Niente, con la miscela grassa non li prendo. Non dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Il distacco Miscela standard. è 40,5 secondi. Silverstone veramente come l'Argentina per MotoGP. È come la Kryptonite per Superman. One disaster, one disaster. Il distacco dalla vettura davanti è 12,4 secondi. Solo una safety car può darmi una minima speranza. Andrei a buttare subito le soft. Vabbè. Non me la merito, onestamente, non me la merito. Quando sei così poco competitivo non meriti niente, purtroppo. Oh, povero Kuma. Erano tante gare pazze, meravigliose. Safety car in pista, safety car in pista, Raikkonen fuori. Rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Incredibile, incredibile, incredibile. A 4 giri dalla fine, però. Oh. Mamma mia. Quanto ho rischiato, fioi. Miscela magra. A sto punto ci provo, me ne fotto. Rientri ai box alla fine di questo giro. Tanto non ho nulla da perdere. Vai di soft. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ok, rallenta. Ma che palle. Dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Perché siamo già 13esimi. Non lo so, sinceramente.
Che palle. E a sto punto mi tocca rimanere. Non ho tempo di fare tutto. Dai però. Che palle, va! Mentre safety car rientra, ma chiaramente non aspetta tutte le monoposto perché era molto indietro e pazienza. È giusto così. Non sempre, cioè nel senso, a volte capita che chi è troppo indietro presa in culo purtroppo. Però almeno 13esimo voglio arrivare, così entro nell'obiettivo. Anche se ho le gomme finite. 72%, mamma mia. Abbiamo un surplus di carburante che ci sta appesantendo, imposta la miscela a 3. E purtroppo finiscono qua le possibilità Sufficienza per altri 5 giri. di andare a punti. Peccato. Proprio la safety car era troppo lontana d'altronde. Quella dietro è 12,1 Mamma mia. secondi. Sono tra le due Manor. Che bello. Almeno il ritiro di Raikkonen mi sta dando al 13esimo posto. Sarebbe già qualcosa, cazzo. In una gara veramente sfortunata, mai. Cioè, sfortunata, mai. Mai stati protagonisti. Mai stati protagonisti. Sì. Alcune informazioni su Hülkenberg. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Non è che forse Hülkenberg è davanti. Speriamo può succedere ancora qualcosa. Madonna, sto gioco è così, ragazzi, lo sappiamo. Niente da fare. Ormai siamo vicini all'ultimo giro. Ho le gomme finite. Non dovrebbe piovere. Se cambia qualcosa ti avvisiamo, ok? Va bene, grazie. 11,1 secondi. Che gara di merda. Basta, ormai ho chiuso la lampadina. Bisogna pensare alla prossima gara. Final lap. Sei all'ultimo giro. Sì, lo so. Merdacciona di un... E così. Hülkenberg stare... Dai, almeno anche lì... no, non ce la faccio, troppo... Almeno un altro giro avevo bisogno. Hülkenberg sta rallentando a poca potenza nella power unit, ma... Mamma mia, la mia gomma anteriore sinistra è andata, eh. È andata, fioi. Speriamo di tenere. Vince Gigi Hamilton che vuole vincere il mondiale, signori. Mercedes ancora troppo forti, purtroppo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Un premio di Silverstone veramente amaro per il Cume, come sempre. Non riesco a fare niente in sta cazzo di gara. Mamma mia. Tutto sbagliato. E almeno 13esimi arriviamo, per fortuna. È già qualcosa.
Saluta il pubblico, il Cume, ma è andata male. Vabbè. Ma grazie di cosa? Ancora fuori dei punti. Doppietta Mercedes. Dopo un altro gran premio eccellente. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Siamo sempre quarti, a pari punti con Bottas. Le Ferrari in crisi nera. Mamma mia che lotta tra Rosberg e Hamilton. Qua la Mercedes si supera. Raga, saluto il comandante veneziano. Gara anonima purtroppo, ma lo sapevamo a Silverstone. Ciao!